Cesaro just about hung on. Has to pick it up. Going high. Wiley with a push shot too. And Zaragoza exploited that weakness in the Cesaro defense the whole of that second quarter. Oh, Hamilton just waited, and Harris is never going to let anyone do that. San Miguel looking to turn the corner, great hands. Gentile turns on defense into offense. Zaragoza a chance to put some real space between the two teams right now. Lines up the three and drops it. Wide open look. Nice passing inside, that's how to manufacture it does. Gets it two. Has it knocked away. Ditemi se possiamo. Okay, welcome to the press conference after a game between Dinamo Sassari and Casamon Saragozza. Welcome to Jonathan Barreiro, player of Saragozza. So please your comment about the game. Il tuo commento su questa gara, per favore. Para nosotros era importante empezar bien con buen pie, sobre todo fuera de casa ante un gran rival, y creo que lo hemos hecho, un partido muy sólido, sobre todo en defensa, y en ataque pasamos bien el balón, hemos hecho récord de asistencias, con lo cual habla muy bien de nosotros, de buscar al jugador que esté más solo, así que bueno, ahora enfocarse en el siguiente partido. For us, it was important to have a great start in this part of playoff in Basketball Champions League, especially there on the road against a big opponent like Dinamo. We are very happy about our game. We played a good basketball. We made a great offensive play. And we made our first record of assist. We have a great game, trying to always find the free shooter, and we are very happy for this win. Era una partita molto importante, volevamo partire bene in questa seconda parte della competizione europea. Siamo contenti, lo abbiamo fatto con una vittoria fuori casa e l'abbiamo fatto contro un ottimo avversario come la Dinamo. Abbiamo giocato secondo me una buona partita, soprattutto in attacco, trovando sempre l'uomo libero, scrivendo il nostro nuovo record di assist e siamo veramente felici per questa vittoria. Grazie mille. Grandissimo, bravo. Grazie. Coach? Sì, gracias, thank you. One minute, one second. Yes, no problem. Arturo, ¿quieres decir en español también? We are waiting for the coach of Saragozza. Lo que te digo, porque si no, claro, hablo yo en inglés, que ella traduce al español y al italiano. Lo que pasa es que son párrafos. Bueno, es igual, es verdad. Después vamos a I'm talking about the language because we need Spanish for the Zaragoza people. No, English. normalmente es And solo italiano. inglés. We usually Sí, noi pues vamos a hablar normalmente in con inglese. nosotros. Okay, No, okay. The first- Okay. Il primo commento generalmente è sempre in inglese, anche per il nostro coach. Che lindo idioma è l'italiano. Se vuoi in spagnolo, traduciamo. Quiero parlare italiano, ma però Seconda domanda in italiano. sì. So, welcome to Sergio Hernandez, coach of Saragozza. Coach, congratulations for this win. Your comment about the game, please. Okay, thank you very much. My English is also too it's No like my problem. Italian, yes. But I will try. Okay, first of all, we are very happy because we played a great game. It was one of the best games in the season because Sassari is a great team and this is for us more important. I mean, we
we play basketball, team basketball. We pass the ball very well. We have our record in assists with 27 assists, and we play great, and we take advantage with the power forward missing today. Was very important for us and was very important for them. Of course, we know they are one of the teams in Europe play more inside game, inside, and they create game for the low post. And I think our strategy, our tactics was good because we have patience. We receive a lot of points in the inside, but we don't give them a lot of passing, putting the ball inside, outside, how they like. So we put in them real problem, and they feel bad during the game. Prima di tutto voglio dire che sono molto felice di questa vittoria, sono veramente contento, penso che abbiamo giocato una delle nostre migliori partite di questa stagione e siamo contenti perché l'abbiamo fatto contro un avversario come Sassari, che sapevamo essere un'ottima squadra. Questa sera abbiamo scritto il nostro record di assist con 25 a referto. Sono estremamente contento perché abbiamo giocato bene, costruendo bene il nostro gioco offensivo e soprattutto preparando bene la partita, mettendo in difficoltà una squadra come Sassari, che è una squadra che ha tantissimo gioco interno, che dà tanto la palla dentro l'area. Noi siamo stati bravi a essere pazienti, a riempire tanto l'area, a impedirgli di trovare passaggi facili, e questo ci ha permesso di creare un vantaggio e costruirlo nel corso della partita, quindi siamo veramente felici di questa vittoria. So, coach, it's the first game of the second part of the competition with the Group L. Which are your impressions about this group, and in your opinion, which are the teams that can go on and keep moving on the final 8? Now they are the best 16 teams in the competition, so each game will be tough, and we will try, of course, we qualify for the next round in the finals, playing the best basketball that we can. But we respect a lot the rest of the teams, and for that reason we are really happy, because beginning this round, winning away and out of home against a great team like Sassari is very important, because it's a few tournament now. We are only 4 teams, and it's very important to win, including the average was good, because they have to go home, and we know they can beat us at home. So this 12 points is a good difference for us. Chiaramente andranno alle Final 8 le migliori squadre che giocheranno meglio, che saranno più brave in questa seconda parte. Ogni squadra ovviamente può ambire ad arrivare fino in fondo, sarà importante affrontare veramente partita dopo partita con grande attenzione. Sicuramente questa sera noi siamo contenti di aver vinto perché l'abbiamo fatto fuori casa, e sappiamo che vincere fuori casa può essere un fattore importante poi alla fine di questa competizione. Alla fine siamo solo 4 squadre, le partite saranno molto ravvicinate e quindi dovremo stare attenti insomma, a giocare al meglio e risparmiare l'energia. Siamo molto soddisfatti anche perché chiaramente vincere di 12 punti ci dà anche un piccolo vantaggio che poi in ottica di girone di ritorno, insomma di sfida di ritorno, ci può essere utile. Paolo, vuoi fare qualche domanda? Only one question, coach. If your win, you score more than 90 points with 16 threes, but the key maybe is inside with the 2 big men, with Linason and Wally against Milan. And the third quarter, when you put San Miguel on Spissu and try to change the rhythm of the game, this is when you make the break of the game. Yeah, that's a smart reasoning. Yeah, our defense with the point guard in the second half was one of the key of the game, and we have 3 guys because Elias Harris playing inside too, and Elias, Wiley, and Elanson are really different guys. So Dylan has problem with 3 because he's taller than him, and with Wiley because he's so fast, so quick, and we know to enjoy that situation. Now we are really big when Wiley arrived, I don't know, 4 days ago. So now we have an inside game
including with Johnny Barreiro playing power forward 3-point shooter. Sometimes he plays inside. We have a good inside game with the different characters. I know it's one of our potential in the team. Yeah, it's good. Rodrigo San Miguel Bay. I am very happy because he's 35. He was out 2 months, and watching him playing defense like this is, and you know, he's an amazing guy. So I'm really happy for him. Thank you. Credo che una delle chiavi di questa sera sia stata proprio la nostra capacità di scendere in campo e di difendere con le nostre guardie. Avevamo diversi ragazzi in questo ruolo e credo che una delle chiavi sia stata utilizzare Harris da 2. Sono ragazzi diversi, abbiamo anche Wiley che è arrivato relativamente da poco, che però ha un'agilità e ha una capacità di mettere in difficoltà il suo difensore molto, molto grande. Sono contento della partita di Barreiro, sono molto contento della partita che ha fatto San Miguel, che è stato fuori 3 mesi, e per me questa sera, insomma, vederlo difendere come ha fatto è veramente mi riempie di orgoglio. Siamo stati bravi anche a fare un buon gioco interno, abbiamo dimostrato qual è il potenziale di questo gruppo al completo. Thank you, coach. Thank you, coach. Thank you. Good luck. Grazie.